Dopo la scarcerazione dei 4 attivisti arrestati dai carabinieri al termine di un controllo in via Annibale da Bassano, il centro sociale Pedro dà appuntamento ai giornalisti nella sala verde del caffè Pedrocchi per raccontare la sua verità. Tra i presenti anche uno dei 4 giovani coinvolti. Confermato l'arresto da parte del giudice, i 4 sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di dimora con permanenza al domicilio dalle 22 alle 7. Non è stato fatto alcun accerchiamento, non sono state provocate alcune lesioni, ma è stata una situazione generata completamente dai carabinieri. Su questo abbiamo deciso anche di fare delle querele nei confronti di alcuni di loro e procederemo in tal senso. Ricostruito l'intervento definito violento da parte dei carabinieri, 7 dei quali hanno riportato contusioni e precisato l'arma, il dito viene immediatamente puntato contro la zona rossa. L'episodio dell'altro giorno non è un caso isolato, purtroppo in Arcella e non solo accade tutti i giorni e tendenzialmente verso persone marginalizzate, con background migratorio, chi vive senza fissa dimora e che grazie a causa della zona rossa vive delle condizioni sempre più precarie. Nel mirino il governo Meloni e in particolare il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che risponde con un comunicato agli attacchi degli esponenti del Pedro. La nostra idea di città si fonda sul rispetto delle regole di una comunità che comprende quello dovuto alle istituzioni e a chi ogni giorno rappresenta lo Stato indossando una divisa e garantendo sicurezza ai cittadini. Per questo condanno con fermezza ogni forma di intimidazione da parte di chi pretende di imporre le proprie idee ed esprimo solidarietà agli agenti feriti. Mentre Chiara Gallani, consigliera di coalizione civica, annuncia che quanto accaduto sarà oggetto di dibattito in Consiglio Comunale, il consigliere di Fratelli d'Italia Matteo Cavatton replica. Trovo che accusare le zone ad alto impatto di creare disordini da parte di coloro che questi disordini li creano sia assolutamente grottesco. Io non ho nessun problema a passare e a vivere all'interno di una città dove ci sono zone maggiormente sensibili e quindi maggiormente attenzionate dalle forze dell'ordine, perché ritengo che le norme basilari del rispetto della convivenza civile e dello Stato di diritto vadano imposte anche a quanti da soli e autonomamente ritengono di non doverle rispettare.